Buongiorno e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di oggi. Il mercato nero dei certificati di invalidità, mazzette in cambio di documenti, 6 arresti nel Palermitano, indagato un dirigente ASP ed ex assessore comunale a Partinico, centinaia di pratiche al vaglio dei PM. Sottoposte a fermo altre 6 navi della Caronte Tourist che collegano le Eolie Ustica e le Egadi. Alcuni mezzi non sarebbero a norma per il trasporto di disabili e anziani, si rischiano ripercussioni nei collegamenti con le isole minori. L'ombra di un nuovo caso Cucchi a Messina, la famiglia ha presentato ricorso contro l'archiviazione delle indagini sulla morte di Enrico Lombardo, che nel 2019 accusò un malore fatale durante le fasi di un fermo. Guerra aperta su Tao Arte, il Consiglio Comunale di Taormina ha deliberato la fuoriuscita dalla fondazione e rottura totale tra il sindaco De Luca e la regione. Approvato dal governo regionale il disegno di legge sul nuovo codice degli appalti pubblici. Obiettivo: procedure più snelle. Il DDL presto al vaglio dell'Aula. Il giorno prima degli esami, domani al via la maturità, siamo stati al Liceo Lombardo Radice di Catania per sentire i suggerimenti della Commissione e saggiare le emozioni degli studenti, oltre 48.000 i candidati siciliani. Calcio, caos a Messina, sono ore caldissime per l'iscrizione della società giallorossa al prossimo campionato di Serie C, manca ancora la fideiussione bancaria, c'è tempo fino alla mezzanotte di oggi. Di nuovo bentrovati, dunque chiedevano soldi e regali in cambio del riconoscimento dell'invalidità civile senza effettuare le opportune verifiche o addirittura falsificando i documenti. Finiscono ai domiciliari un assessore comunale di Partinico e i responsabili di 2 commissioni mediche dell'INPS. Sentiamo Maglio Viola. Falsi verbali per far ottenere a pagamento l'invalidità a chi non ne aveva diritto. È il nuovo scandalo scoperto dalla Guardia di Finanza che ha ristretto agli arresti domiciliari 6 persone, fra cui anche un assessore comunale della DC Nuova a Partinico in provincia di Palermo. Gli indagati sono Agostino Genova, 70 anni, proprio di Partinico, paese nel quale è assessore comunale. È accusato quale coordinatore degli uffici invalidi civili dell'ASP di Palermo, nonché presidente della Commissione Invalidi Civili e della Commissione Ciechi Civili, con l'accusa di corruzione e falso in atto pubblico. Il suo partito lo ha immediatamente sospeso. Gli altri indagati sono Rosario Cammalleri, medico di 74 anni, Pietra Di Fiore, 70 anni, Tiziana Guadalupi, 72, Carlos Battaglia, 58 anni, venezuelano, residente a San Giuseppe Jato, sempre in provincia di Palermo, tutti accusati di corruzione, come anche il rappresentante di un CAF, sempre di San Giuseppe Jato, Calogero Randazzo, di 48 anni. Secondo le indagini, Agostino Genova, in cambio di denaro e altre utilità, avrebbe redatto, anche attraverso documentazione falsa, verbali di riconoscimento di invalidità senza la necessaria verifica dei requisiti previsti. Decine di migliaia di euro in contanti e orologi di valore, tra cui diversi Rolex, sono stati trovati nel corso di una perquisizione a casa sua. Non hanno freni gli indagati nelle intercettazioni. Agostino Genova viene ascoltato dagli inquirenti mentre un gioielliere dice: non trovo un bracciale, oggetto prezioso che gli verrà regalato subito dopo. A una donna chiede 4.000 euro. Chi te l'ha fatto avere l'accompagnamento, le dice. Dalle intercettazioni, scrive il GIP, emerge un sistema consolidato di corruttele che era la regola ormai da decenni. Sarebbe stato scoperto un tariffario preteso dal dirigente medico per l'istruttore delle pratiche di invalidità in assoluta autonomia, senza il visto collegiale delle commissioni, violando così anche il regolamento e le procedure. Uno scandalo che sembra essere soltanto alle mosse iniziali. Al vaglio degli investigatori, infatti, ci sono centinaia di pratiche di invalidità che si pensa siano state ottenute in questo modo. Altri 6 traghetti sono stati sequestrati alla Caronte e Tourist nell'ambito del provvedimento del Tribunale che contesta mezzi non a norma per il trasporto di disabili, anziani, donne in gravidanza e persone con passeggini al seguito. In piena stagione turistica si rischiano dunque ripercussioni nei collegamenti con le isole minori. La compagnia di navigazione rassicura: faremo di tutto per garantire il servizio. Tonino De Mana. Salgono a 9 i traghetti sequestrati alla compagnia Caronte Tourist Isole Minori che gestisce i collegamenti con le Eolie e Ustica. Secondo il Tribunale di Messina i mezzi non sarebbero a norma per il trasporto di disabili, anziani, donne in gravidanza, persone con passeggini al seguito e quindi con mobilità ridotta, nonostante fosse un requisito garantito dalla compagnia di navigazione. Sotto la lente degli investigatori c'è la gara regionale da 44 milioni del 2016 ed ancora in vigore. Il primo provvedimento
provvedimento aveva interessato la nave Bridge attiva alle Eolie, la Elga impiegata sulla rotta Palermo-Ustica e la Ulisse utilizzata nel traffico merci sullo stretto. In base a quanto accertato dalle Fiamme Gialle, le unità navali non solo non erano in regola con l'abbattimento delle barriere architettoniche nel 2016 al momento della aggiudicazione della gara, ma non lo sono ora a distanza di 7 anni. Il nuovo sequestro arriva dopo che la stima del valore dei primi 3 non raggiungeva la cifra di 29 milioni di euro decisa dal GIP Maria Militello. Nel provvedimento il GIP scrive che i contributi regionali costituiscono l'ingiusto profitto del reato di truffa. Adesso la Guardia di Finanza sta procedendo al fermo di altre 6 navi. Si tratterebbe della Vesta, Isola di Vulcano, Sansovino, Isola di Stromboli, Antonello da Messina e Pietro Novelli. Davvero una mazzata per i sindaci delle Eolie e di Ustica che rischiano di essere tagliati fuori dai collegamenti con la Sicilia in piena stagione turistica. Siamo sconcertati, afferma Cristian Del Bono, presidente di Federalberghi. Si tratta di una situazione insostenibile che rischia di mettere in ginocchio l'economia delle isole minori, facendo venire meno anche importanti servizi. Sulla vicenda prende posizione anche la Caronte Tourist. Faremo di tutto per garantire servizi per le isole minori, si legge in una nota, utilizzando altre navi ed evitando problematiche per i trasporti in questo periodo dove sono maggiori le presenze di turisti. Siamo al lavoro per garantire tutte le tratte previste e fare in modo che non ci siano disguidi per gli utenti. Già oggi, continua la compagnia, ci sarà una prima nave in servizio per garantire la tratta Trapani-Pantelleria. I carabinieri hanno eseguito un provvedimento di confisca beni per un totale di 1 milione di euro a 3 uomini finiti in 3 diverse inchieste antimafia. I provvedimenti sono stati eseguiti nei confronti di Francesco Lombardo, Domenico Baglione e Francesco Loiacono. Per Lombardo, arrestato nell'operazione Argo, dopo la condanna a quasi 13 anni di carcere, è scattato il provvedimento di confisca irrevocabile. Stesso provvedimento per Domenico Baglione, accusato di far parte della famiglia mafiosa di Partanna Mondello a Palermo e di aver curato la raccolta del pizzo. Mentre per Francesco Loiacono, arrestato nell'operazione Talea con l'accusa di far parte della famiglia mafiosa di San Lorenzo, è stata disposta una confisca di primo grado di circa 200.000 euro. La famiglia lo definisce un nuovo caso Cucchi ed ha ottenuto l'appoggio della sorella del giovane, oggi senatrice Ilaria Cucchi. Parliamo della vicenda di Enrico Lombardo, il 42enne che nel 2019 morì a Spadafora durante un fermo. Venerdì il suo caso sarà discusso in Cassazione dopo l'archiviazione disposta dal GIP di Messina. Francesco Triolo. Secondo i suoi familiari fu torturato ed ucciso. Per i carabinieri accusò un malore durante le fasi del fermo. La vicenda è quella di Enrico Lombardo, 42enne morto il 27 ottobre del 2019 a Spadafora in provincia di Messina dopo essere stato fermato dai carabinieri intervenuti dopo la richiesta della ex compagna. Le fasi molto concitate sono state riprese da un video e nonostante l'intervento di 2 ambulanze quella sera per Lombardo non ci fu nulla da fare. Nell'inchiesta aperta dalla procura di Messina furono tra gli indagati un carabiniere di sanità del 118, ma il GIP ha disposto l'archiviazione. Contro questa decisione la famiglia ha presentato ricorso in Cassazione supportata dalle associazioni Buon Diritto, Amnesty e dalla senatrice Ilaria Cucchi, che verrà discusso venerdì prossimo. Avvocato, è configurabile un altro caso Cucchi? Ma non lo sappiamo, noi stiamo chiedendo alla Suprema Corte di Cassazione che le indagini vengano riaperte, perché effettivamente ci sono alcuni nodi da sciogliere. Poi sarà l'autorità giudiziaria, a seguito di questa attività investigativa suppletiva, a verificare se i nostri dubbi siano supportati da prove concrete o sono solo delle illazioni. La famiglia ha messo a disposizione una serie di foto che secondo gli stessi parenti mostrano un corpo martoriato da echimosi, lesioni e ferite in tutte le parti del corpo. Noi pensiamo che i nostri motivi siano validi in quanto le tracce di sangue sono rinvenute sul tonfa, devono avere un riscontro. Dobbiamo sapere a chi appartengono queste tracce di sangue. I RIS di Messina, che all'epoca erano stati investiti della problematica, hanno concluso chiedendo all'autorità giudiziaria di effettuare la comparazione genotipica con il riferimento a tutte le altre persone che erano rimaste coinvolte nell'episodio per cui è processo.
Associazioni e familiari, in particolare l'ex moglie di Enrico Lombardi, hanno annunciato che venerdì, in occasione del pronunciamento della Suprema Corte, manifesteranno sotto la sede della Cassazione per chiedere di riaprire il caso. Un giovane di 24 anni è stato denunciato dai carabinieri di Acireale per avere scippato in via Paolo Vasta un uomo di 52 anni non vedente. Le fasi dello scippo sono state immortalate in un video che vedete, nel quale si vede il 24enne che si avvicina alla vittima mentre attraversa la strada sulle strisce insieme al suo fedele cane guida e con un gesto fulmineo gli strappa violentemente un borsello dalle mani rischiando di farlo cadere a terra. Nel marsupio erano custodite alcune centinaia di euro, effetti personali e 3 telefoni cellulari per lui di fondamentale importanza poiché utilizzabili attraverso una particolare attivazione vocale. Dalle immagini i militari sono riusciti ad individuare l'automobile intestata al 24enne che ha ammesso di aver compiuto lo scippo. Clima sempre più infuocato intorno al futuro della Fondazione Taormina Arte e dei grandi eventi nella capitale del turismo siciliano. Ieri sera il Consiglio Comunale di Taormina ha deliberato l'uscita del Comune dalla Fondazione con la Regione e ormai scontro aperto. Francesco Triolo. Ormai tra Cateno De Luca, sindaco di Taormina, e la Regione Sicilia è guerra aperta, il fronte caldo è sempre quello degli eventi. Ieri sera il Consiglio Comunale di Taormina ha deliberato l'uscita del Comune dalla Fondazione Tao Arte e revocato il bene concesso, ovvero l'ex pretura dove sorgeva la Casa del Cinema, dando il via a quello che dovrà essere, nelle intenzioni della nuova amministrazione della Perla, una fondazione tutta nuova. Una decisione che lascia di fatto solo la Regione Sicilia come socio, visto che 1 anno e mezzo fa lo stesso De Luca, allora sindaco di Messina, aveva forzato la mano per far uscire anche il comune di Messina dalla Fondazione Tao Arte. Il motivo del contendere è la mancata proposta di modifica dello statuto, una decisione sulla quale De Luca potrebbe comunque anche fare un passo indietro se venisse definita la modifica allo statuto, dando pari dignità di rappresentanza a Taormina e il conferimento dei beni di proprietà della Regione alla Fondazione. Il riferimento è a Palazzo Ciampoli. Le conseguenze in ogni caso non saranno immediate. In questa fase De Luca ha detto che non intralcerà i lavori e i programmi di Taormina Arte e del Taormina Film Festival per il 2023. L'effetto di questa decisione probabilmente si avrà nell'organizzazione della stagione 2024. In tutto questo la Regione resta in silenzio. De Luca ha chiesto di commissariare la Fondazione, ma né l'assessore regionale al turismo Elvira Mata né tantomeno il presidente della Regione Schifani hanno preso posizione. L'unica reazione che filtra è che sarebbe pronto l'atto per impugnare la revoca dell'ex pretura, dove è già stata cambiata la serratura. E intanto si lavora all'ipotesi dei tornelli in via Teatro Antico per impedire l'accesso nelle serate in cui sono previsti i grandi eventi organizzati dai privati. Su questo De Luca è stato chiaro: nessuno sottovaluti la minaccia di chiudere gli spettacoli dal 1° luglio. Cambiano le regole per gli appalti in Sicilia e si dimezzano i tempi per i pareri tecnici. È stato approvato dalla Giunta regionale il nuovo disegno di legge. Via libera anche alla soppressione di 10 società inutili e allo sblocco di parte dei pagamenti attesi dalle imprese. Sentiamo. Via libera al nuovo codice degli appalti in Sicilia. È uno dei provvedimenti approvati dalla Giunta regionale di governo riunitasi ieri sera a Palazzo d'Orléans. Il disegno di legge introduce una centrale di committenza unica regionale articolata in una centrale di committenza per beni e servizi sotto il controllo dell'assessorato all'economia e una per la committenza degli appalti e dei lavori pubblici e dei servizi di ingegneria e architettura, l'ex Urega, incardinata nel Dipartimento regionale tecnico dell'assessorato alle infrastrutture. In particolare il nuovo disegno di legge consentirà di snellire molto le procedure e di ridurre i tempi di approvazione. Prevede l'abrogazione del parere tecnico contenuto nell'articolo 5 della legge regionale 12 del 2011, garantendo così l'allineamento del nuovo codice degli appalti a quello nazionale. Ma la vera novità riguarda la Commissione Lavori Pubblici, in cui arriveranno adesso soltanto i progetti con importo superiore a 30 milioni di euro a fronte dei 15 attuali, consentendo a circa l'80% di questi progetti di andare direttamente in conferenza dei servizi indetta dal responsabile unico del procedimento. Questo garantirà un dimezzamento dei tempi per l'acquisizione dei pareri sui 2 livelli di progettazione previsti dal nuovo codice. Sempre ieri è stato annunciato lo sblocco di risorse per 420 milioni di euro di fondi regionali, mentre continua il riaccertamento di bilancio per i fondi comunitari ed extraregionali in genere. È stato dunque emanato il decreto per il via libera ai pagamenti con fondi già accertati entro la fine di maggio. Infine la Regione ha avviato le procedure di soppressione di 10 aziende regionali ritenute inutili. Si tratta delle vecchie aziende autonome
di soggiorno e turismo inattive ormai da decenni. Un'operazione fatta ai sensi della legge 15 del 2005. A curare l'iter sarà l'assessorato all'economia. Il provvedimento riguarda le aziende di 2 città metropolitane, Catania, Cicastello e Messina, e quelle dei centri di Caltagirone, Capodorlando, Cefalù, Erice, Giardini Naxos, Messina, Milazzo e Nicolosi. E cominciano domani gli esami di maturità per quasi 50.000 studenti siciliani. Nell'anno del vero ritorno alla normalità pre-Covid, i ragazzi si mostrano apparentemente tranquilli e con precise preferenze sul tema di domani. E stasera a mezzanotte tutti davanti alla scuola con una canzone di sottofondo per allontanare lo stress della vigilia. Roberta Lunghi. Una vicepreside emozionata forse tanto quanto i ragazzi, perché si ritorna agli esami di maturità pre-Covid in senso pieno. Sì, siamo ritornati alla normalità. Una normalità tanto agognata che riporta gli studenti a vivere gli esami di maturità come all'epoca del pre-Covid, con entrambe le prove scritte preparate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Per i 48.580 candidati in Sicilia negli istituti sedi di esame è tutto pronto per accogliere gli studenti reduci da anni davvero difficili. I ragazzi hanno sofferto di più, ci viene di pensare, rispetto a tutti gli altri, in quanto proprio il terzo anno, che è l'anno più importante per il percorso liceale, sono rimasti a casa, quindi con la didattica a distanza. Il conto alla rovescia è ormai fatto di ore, perché domattina si inizierà con la prima prova scritta, quella di italiano, ed immancabili arrivano previsioni e auspici. Mi aspetto Italo Svevo, in particolar modo la coscienza di Zeno, perché è il primo centenario dalla pubblicazione. Io più della coscienza di Zeno punto ai 160 anni dalla nascita di D'Annunzio. Vorrei che uscisse appunto Italo Svevo, la coscienza di Zeno. Con Svevo, superstar, le studentesse di questo liceo catanese raccontano di questa vigilia non particolarmente contraddistinta dall'ansia, di fatto però per tutti l'attesa e anche per una stappata liberatoria. Stapperemo davanti alla scuola, noi come tante altre scuole, e sicuramente sarà un momento di coesione tra noi studenti. Si stappano e si beve poco, perché altrimenti domani come fate? Torniamo a casa presto. Dopo la stappata però ognuno farà i conti con letto e cuscino, e lì i pensieri in fondo accomunano tutte le generazioni. Parola di una docente membro interno d'esami. C'è sempre l'emozione della notte prima degli esami, c'è sempre, quindi noi cerchiamo di dare quella forza in più ai ragazzi, quella motivazione in più per poter lavorare bene e serenamente. Per gli studenti di un altro liceo lei sarà un commissario esterno, metterà paura? Ma non credo, io ricordo sempre gli esami di Stato che ho fatto io più di 30 anni fa, quindi la prima cosa che penso è immedesimarmi in questi studenti. 3 commissari interni e 3 esterni, un presidente di commissione esterno, 2 gli iscritti e poi gli orali, in una affascinante prova di oratoria su argomenti interconnessi tra le varie materie che partono da un documento assegnato. Ma non sarebbe notte prima degli esami senza una canzone che un po' ci spiazza, ma che commuove pensando al viaggio che aspetta questi ragazzi, ovvero il loro futuro. Un viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre o un secondo. E in bocca al lupo dunque agli studenti. Noi adesso ci fermiamo, ritorniamo fra poco con lo sport. Ben ritrovati lo sport adesso, sono ore importanti in casa Messina, è l'ultimo giorno utile per l'iscrizione dei giallorossi al prossimo campionato di Serie C che prenderà avvio il 27 di agosto e si concluderà il 28 aprile del 2024. Ancora nessuna comunicazione ufficiale da parte della società, al momento mancherebbe la fideiussione. Sergio Colosi. Sono ore di grande attesa per capire il futuro del calcio a Messina. Scade oggi infatti il termine per l'iscrizione della CR alla prossima Serie C e la società non ha ancora effettuato alcuna comunicazione ufficiale, né il presidente Pietro Sciotto, chiuso nel suo quartier generale a Giammoro, ha rilasciato più interviste dopo quella del 18 maggio in cui annunciava il suo disimpegno, poi confermato lo scorso 18 giugno.
Entro oggi il club dovrebbe versare complessivamente oltre 1 milione di euro per ottemperare alle richieste federali del pagamento degli stipendi e dei contributi ai tesserati relativamente al trimestre aprile, maggio, giugno, notificando a Lega Pro e Covisoc l'effettivo versamento tramite bonifici bancari. Termine altrettanto perentorio per la tassa di iscrizione di 60.000 euro al torneo di terza serie e per la fideiussione a garanzia dei futuri esborsi, della quale al momento non c'è traccia. Dalla segreteria del club negli ultimi giorni sono filtrati timidi segnali di ottimismo, ma l'iscrizione rimane un rebus e la certezza si avrà soltanto nelle prossime ore. A ciò bisogna aggiungere quale futuro, in caso di esito positivo, si prospetta per il Messina. Con Sciotto presidente qualsiasi strada sarebbe in salita perché il suo gradimento alla piazza è vicino allo zero e soltanto la cessione della società potrebbe cambiare prospettiva. Quest'ultima ipotesi però non sembra particolarmente gradita a Sciotto, che nel corso delle trattative ha sempre trovato ostacoli, dalla solvibilità degli interlocutori al monte debiti, per interrompere le trattative, offrendo invece ruoli per ricoprire la carica di soci di minoranza. Tutto ciò in un clima di aperta contestazione con la tifoseria, che teme il quarto fallimento in 3 decenni. È tutto per questa edizione, la prossima alle ore 20. Grazie per averci seguito, un buon pomeriggio.